Bentornati al nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo, una configurazione che si prospetta davvero molto interessante per quanto riguarda il lungo termine. Tanti ovviamente si concentrano sul fatto che arrivi una forte irruzione d'aria artica polare con conseguenti nevicate fino a quote molto basse tra la fine del mese e l'inizio di novembre. Questa ottica in realtà è falsa e ovviamente la vediamo. Questa è una grafica che raffigura come una discesa di correnti molto fredde e calde riescano ad entrare sull'Italia per portare una fase di maltempo e quindi anche la prima neve, una fase tipicamente invernale, una configurazione che prevedeva il modello americano 5-6 giorni fa, ma che è stata veramente smentita. Inutile andare, ovviamente ve lo ricordo, andare a proiettarsi su visioni meteo future quando non si hanno delle concordanze tra tutti quanti i centri modellistici e analizzando bene la situazione dal punto di vista del vortice polare, perché in questo momento è anche una fase molto debole e non si è instaurato decentemente come dovrebbe fare solitamente a partire da ottobre. Questi sono i modelli ovviamente che confermano la fase anticiclonica che si prospetta sull'Europa centro-occidentale con conseguente stabilità sugli stati e di conseguenza, come gran parte dei modelli vedono, una fase di bassa pressione concentrata sul basso Mediterraneo e quindi qui avremo più possibilità di piogge e quindi una fase di spiccata instabilità, come possibilità invece che affondi freddi di matrice artica affondino invece sull'Europa orientale, ma soprattutto sulla Russia. Quindi sempre questo blocco anticiclonico di mezzo che porterà anche spesso delle nebbie, delle foschie, una nuvolosità spesso frequente, tra qualche rasseneramento sulle regioni del nord e del centro, mentre al sud, specie sulle due isole maggiori, potrebbe insistere invece della spiccata instabilità con coinvolgimento soprattutto della Sardegna, della Sicilia e della Calabria, e per minimi che potrebbero addossarsi sul Nord Africa e sulla Spagna. Questa è una visione ovviamente che viene valutata e confermata da quasi tutti i centri modellistici, con gli affondi freddi ovviamente lontani dalla nostra penisola. Questi ovviamente ci sono delle concordanze modellistiche in merito e ovviamente tutto ufficiale. Ma concentriamoci a vedere invece le previsioni, perché nei prossimi giorni assisteremo a una nuova fase di maltempo. Quello che assisteremo nella giornata di mercoledì sarà quello di un minimo depressionario ancora strutturato sul Nord Africa, che invierà delle correnti ancora molto fresche e umide in direzione verso il nord Italia addirittura, quindi instabilità che si concentrerà non solo sulle regioni tirreniche, specie il Lazio, e sulla Sardegna, quella centro-orientale, ma fino alle regioni del nord, specie il nord-est. Infatti mercoledì, pur avendo delle parziali schiarite sulle Alpi, avremo cielo nuvoloso con la comparsa di piogge e di rovesci che saranno più probabili sulle basse pianure e sulla Liguria, così come poi sul centro avremo delle precipitazioni sul versante tirrenico e quindi colpita anche la bassa Toscana e il medio Alto Lazio con rovesci diffusi. Al sud abbiamo detto avremo qualche piovasco sulla Sardegna, specie quella centro-orientale, ma senza accumuli significativi. Le condizioni meteo comporteranno invece ad un aumento dell'instabilità a partire dalla giornata di giovedì, con un aumento della nuvolosità e quindi l'arrivo di qualche pioggia a carattere sparso sui settori occidentali della penisola, e con una fase di intensificazione nella serata. Al centro invece avremo occasionali rovesci e temporali soprattutto sulla fascia tirrenica. Avremo tempo invece un po' più asciutto sul basso Lazio e l'Abruzzo, fino al resto ovviamente delle regioni meridionali dove non si verificheranno fenomeni. Solo la Sardegna verrà colpita da temporali in modo locale. Temperature comunque che non subiranno variazioni, saremo sempre stabili su valori miti per il periodo. Giornata di venerdì nel complesso anche qui nuvolosa su gran parte del territorio, se non parzialmente, tempo prevalentemente asciutto al nord, salvo invece dei rovesci che arriveranno sulle regioni del nord-ovest. Al centro avremo della nuvolosità spesso frequente con rovesci e temporali lungo il versante tirrenico
con delle instabilità che si attiverà in modo sensibile sulla Sardegna, con piogge temporali prevalentemente sulla fascia settentrionale. Abbiamo visto gli accumuli anche per la giornata di venerdì, dove si prevedono accumuli più significativi sulla Liguria, come abbiamo visto, e sulla Toscana, sul versante tirrenico, ma vedete la giornata di sabato sembra quella più decisiva. Tra sabato e domenica arriverà una perturbazione molto intensa, potrà interessare gran parte delle regioni del nord, si potrebbe rischiare addirittura una nuova alluvione. Attenzione, alziamo le mani, ovviamente vi daremo aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, ma come vedete questa mappa evince già come la giornata di sabato avremo precipitazioni molto abbondanti, addirittura in un giorno potrebbero cadere oltre 100 mm di pioggia sulla Liguria e sulle alte pianure, sulle prealpi lombardo-piemontesi. Insomma, si rischierebbe una nuova ondata di maltempo, anche per la risalita di correnti molto umide e miti di scirocco. Vi faremo sapere nel corso dei prossimi aggiornamenti. Come sempre seguiteci e rimani sempre aggiornato.